Ben ritrovato, direttore. Buongiorno a tutti. Non sei uno di quelli che soffre il caldo, anche perché stiamo all'aria condizionata, No, ma io anche a casa mia, fuori, ho anche la fortuna di non sudare. Quindi... Fantastico, aggiungiamo dei dettagli, Sì, così fantastico. ci conoscono meglio. Poi tra l'altro tu non fai mai le ferie. No, mai, perché non facendo un cazzo tutto l'anno è inutile che vada altrove per riposare, mi riposo benissimo. Ma non ti è mai venuto voglia una volta di metterla, mi butto lì 15 giorni e non faccio un cazzo? No, perché mi annoierei a morte. Va bene. Quindi il segreto è stare sempre attivi. Attivo e poi sai, perché se devi lavorare è faticoso, ma se devi fingere di lavorare è tutta scena, e allora per me va benissimo così. Fantastico, no, ricordiamo rispetto a quelli che si fanno un mazzo tanto, il nostro è un lavoro veramente favoloso. Sì, sì, no, poi c'è gente invece che se non riposa impazzisce, deve farlo, ma insomma nel mio caso. Senti una roba, io non ho capito sta storia, anzi l'ho capita, ci stiamo prendendo per il culo, però volevo una spiegazione un po' più logica. Questa storia, chiudiamo i porti, poi non li chiudiamo, poi non li vogliono Ma quelli... io quando hanno dichiarato che avrebbero chiuso i porti alle navi straniere, ci ho anche creduto, dico finalmente l'hanno capita. Hanno tirato fuori le palle. Sì, ero felicissimo. E poi già il giorno dopo hanno cominciato a tentennare e adesso non hanno il coraggio di fare questa cosa. Peraltro le navi straniere non sono autorizzate ad attraccare qui da noi, sono piene di stranieri, basterebbe non consentire loro di arrivare in porto, ma non ci voglia, basta una disposizione, non vedo dove sia il problema. Il problema è l'Europa, un'altra volta. Ma l'Europa, la Spagna non riceve profughi, insomma, extracomunitari, la Francia neppure, e perché noi invece dobbiamo riceverli? Ci devono spiegare qual è la ragione, e invece nessuno ce la spiega. E noi ci mettiamo in ginocchio davanti a questa Europa che è diventata una dittatura, è un quarto Reich, a gestione Merkel-Macron, e i nostri poveri sfigati che stanno al governo non hanno né la capacità, né l'orgoglio, né il temperamento per imporre la propria volontà o anche soltanto per mandare all'inferno l'Europa. Perché non lo fanno? Perché temono di essere buttati fuori i nostri italiani dall'Europa. Non hanno capito che l'Europa senza di noi non può stare. Non hanno buttato fuori neanche la Grecia, figurati se buttano fuori l'Italia, per poi rimanere in due sostanzialmente, cioè la Germania e la Francia, quindi è del tutto improbabile che qualcuno ci butti fuori. Basterebbe fare la voce grossa e soprattutto essere poi coerenti con le dichiarazioni. Sì, perché hanno raccontato agli italiani, boh, adesso improvvisamente sono svegliati, è emergenza, chiudiamo sì, tutto. Sì, E poi niente, continuano ad arrivare a migliaia. Hai calcolato l'altro giorno che ogni ora arrivano 19 immigrati, scoppiamo. È la verità e non sappiamo più dove metterli. Tant'è che hanno deciso di comprare delle tende e fanno le tendopoli. Ora le tendopoli vanno bene in questa stagione fino a settembre-ottobre, ma poi d'inverno cosa fai? Ma io non so, a me sembrano imbecilli, scusa se è la franchezza. No, ma è la realtà, insomma, non so, dimostrino di non esserlo almeno. No, a proposito di tendopoli, i terremotati sono ancora là, non frega niente a nessuno, ma sono ancora là. Tra l'altro, per gli extracomunitari c'è quantomeno una mobilitazione dei comuni, di molte associazioni cattoliche, ma per i terremotati invece c'è l'indifferenza assoluta, quindi sono là, non è stato ricostruito niente, ovviamente mancano i soldi, questa povera gente continua a vivere malamente se non altro i profughi, insomma, una certa assistenza ce l'hanno. Senti, a Vasco Rossi come sei messo? Hai assistito? Io non sono un esperto di musica leggera, però devo dire che Vasco Rossi è uno che si impegna talmente e che ha scritto dei testi così belli, così diciamo anche terra a terra, ma che arrivano sicuramente al cervello e al cuore della gente, la quale infatti lo apprezza. Non si fermerà mai, ma neanche noi ci fermeremo mai se bastasse salire su un palco e fare milioni e milioni di euro. Sì, ma insomma, lui poi non è che si spreca, nel senso che quando fa il concerto si impegna tantissimo, poi si riposa
anche perché ha 65 anni, quindi non ne ha 28. Però insomma l'uomo è di valore nel suo settore, nel suo campo. Poi se ha fatto una vita dissoluta, così a me non interessa, non mi occupo dei casi altrui. No, bene, abbiamo già abbastanza Ho delle detto nostre. casi, No, abbiamo detto, ne abbiamo già abbastanza delle nostre. Si occupa dei fatti altrui invece il Papa, che ha detto, insomma, C'è un calo di popolarità mostruoso, ho letto tutti i vari sondaggi, eccetera. È ma in come calo mai? Che sta succedendo? perché intanto in Curia c'è un casino infernale, no? Ha mandato via della gente, eccetera. Ovviamente anche i preti sono uomini come noi e per cui nel loro piccolo si incazzano, quindi lì è cominciata la maldicenza nei confronti del Papa e persino in Argentina dove lui è, diciamo, cresciuto, però la sua popolarità è calata. Poi i motivi precisi io non li conosco. Diciamo che non a tutti è simpatico e diciamo che la parte antipatizzante si è ingrossata e quella simpatizzante si è ridotta. ha detto sulle pensioni, insomma, è ingiusto che i vecchi lavorino e i giovani stiano a Ma casa. lui non conosce i problemi della previdenza sociale perché purtroppo la previdenza paga molte pensioni a chi non ha versato neanche un l'abbiamo soldo detto di un sacco di contributo, un sacco di volte. Ed quelle sono le pensioni basse, ma ci mancherebbe solo di alzare le pensioni a quelli che non hanno pagato Tu hai il titolato, contributo. ma non hai soldi per pagarle lui, però. No, lui non mi pare che mantenga tanta gente, no? Anche quando parla di extracomunitari, fa la predica a noi che dobbiamo essere buoni, bisogna costruire dei ponti e non i muri, tutte questa retorica, ma però il suo Vaticano, lui aveva preso un paio di famiglie, diciamo, di extracomunitari e poi le ha subito rifilate lì in un istituto. Aveva detto che le parrocchie avrebbero aperto le porte, le aprono le porte quando hanno stabili e quando entra il grano. Le parrocchie fanno la loro parte quando giustamente, diventa... perché se io faccio il parroco che ho 5 appartamenti, se non li affitto non ho più i soldi per tenere in piedi la chiesa. Cioè, non è che io non ce l'ho con i preti, ce l'ho più che altro con quelli che seguono i preti per convenienza politica. Oh, l'ultima volta che sei stato a messa? Proprio per scendere Ma di livello? no, qualche funerale sono andato perché... Mamma, che brutto andare ai funerali. No, ma a me non dispiacciono perché durano poco. Ho Mentre i capito che matrimoni dura. non finiscono. No, i matrimoni sono una rottura di No, coglioni per il terribile. dopo anche, Sì, che devi stare... poi il banchetto è Mamma una mia. tragedia. Ma tu trovi sempre, vero, un modo per Sì, sdegnarti? io mando un regalino e poi mi squaglio, dico il giornale, come se il giornale fosse un pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, invece è un pretesto, una scusa per fuggire a gambe levate. Certo, sarà ore a mangiare, a ballare. Poi io mangio poco o niente, quindi... Che poi fanno i trenini, ti è mai capitato? Ecco, guarda, sul trenino non sono mai salito per fortuna. Non sei mai arrivato alla Ma fase trenino, no, scappato no. prima? Sì. Molto prima. L'aperitivo magari bevo, perché così di solito hanno un vinello anche non male, no? Quegli spumantini, vabbè. Senti, invece i funerali... Sono bellissimi perché intanto nessuno che urla, perché insomma, il clima deve essere rispettoso e già questo mi consente di rilassarmi. Il funerale è rilassante. Poi di solito i preti non la tengono tanto lunga. Non so se hai notato che c'è sempre fretta di portare la salma al cimitero e poi andare a bere all'osteria, perché davanti alla morte tutti noi che siamo ancora vivi abbiamo l'esigenza di moltiplicare la nostra vitalità. Allora ci viene voglia di mangiare pane a salame, c'è una reazione. Non so se hai notato. Sì, ma ho notato anche quell'ipocrisia per cui era sempre una brava persona il morto. È morto, tanto le parole non costano niente, no? Se era un bravo uomo, era una brava donna, padre esemplare, madre premurosa, tutte quelle balle. Senti, se n'è andato Paolo Villaggio, tu lo conoscevi? Sì, lo conoscevo bene anche, perché ha lavorato con me all'Indipendente, un po' anche al giornale e un po' anche a Libero, sì. Scriveva anche in modo piuttosto simpatico, solo che invecchiando si era molto immalinconito e quella verve comica, umoristica gli si era un po' appannata.
però rimane un grande, credo che sarà come Totò, che tu rivedi i film di Totò per la 150esima volta, ti fanno ancora ridere. Ti fanno ancora ridere e li guardi volentieri. La stessa cosa vale per Villaggio. Molte delle sue battute, delle sue situazioni, dei suoi personaggi sono immortali perché riflettono una parte della società. Quindi veramente è stato un uomo di Lui grande intelligenza. di che cosa scriveva per te? Si faceva dei commenti sul costume, a volte anche politici, ma non era proprio il suo ramo. Qualche volta azzeccava l'articolo, allora era divertente. Che rapporto aveva con i soldi? Ne ha fatti tanti, che tu sappia? Ma non con noi non aveva. Lui ha fatto parecchi soldi con i film e anche con i libri, perché lui ha scritto dei libri che sono stati bestseller. Se non che lui ha avuto molti problemi familiari, cioè aveva un figlio che purtroppo si drogava, eccetera, e lui ha lavorato, lo ha anche detto, soprattutto per raddrizzare le gambe al figlio, ed è riuscito a farlo, peraltro, perché il figlio è una persona adesso normale, per bene, che fa la sua vita. Quindi diciamo che gli sforzi di Villaggio anche sotto questo profilo hanno dato un ottimo risultato.